Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, a tutti i telespettatori di Veneto Globe Radio Conegliano, Renato Pasqualotti, il grafologo. Dopo aver parlato di tre importanti personaggi nella pittura del Rinascimento, non posso che trattare forse del più geniale dei pittori di quel periodo, che è Leonardo da Vinci. Tutti più o meno sappiamo qualcosa di questo artista straordinario. Nato a Vinci nel 1452 e morto nel 1519. Personaggio straordinario perché? Perché non era soltanto un pittore, era un ingegnere, è stato un architetto, appassionato di musica, grande studioso di anatomia. Che cosa sappiamo inoltre di lui? Sappiamo che era un figlio illegittimo del notaio Pietro da Vinci, il quale comunque lo ha riconosciuto e in seconde nozze lo ha trattato effettivamente come un figlio. La ricerca comunque di Leonardo è sempre stata quella di ritrovare la sua madre originale. A 18 anni, questo ragazzo, proprio per la predisposizione al disegno, è stato inserito dal padre nella bottega del Verrocchio, pittore importante del periodo, non certo comunque all'altezza di Leonardo, per cui si può dire che Leonardo, allievo, ha sicuramente superato il maestro. In questa bottega altri allievi erano il Botticelli e il Perugino. Siamo nell'ambito fiorentino. In questo periodo c'è una cura particolare da parte di Leonardo nello studio dell'anatomia dei particolari. Ricordiamo certi studi di mani, studi di drappeggi, che arrivano tutt'oggi a far vedere l'eloquenza, la straordinarietà del tratto, l'originalità dell'interpretazione di queste parti anatomiche, dove veniva evidenziato una parte che lui voleva sottolineare, trascurando un po' tutto il resto. Quindi troviamo già fin dall'inizio il concetto del non finito da parte di Leonardo, che troveremo anche poi nelle opere più mature. Passa poi da Firenze, attorno ai 30 anni, a Milano, e va a Milano per conto di Lorenzo il Magnifico, Lorenzo dei Medici. E qui troviamo i più grandi progetti di ingegneria, apparati militari, opere di architettura. Ma contemporaneamente troviamo anche una grande attenzione per il ritratto. Il ritratto del quale lui voleva sottolineare non soltanto la parte esteriore, ma i moti dell'anima. Ecco che vediamo quindi in Leonardo un grande ricercatore della psiche, dell'animo dell'individuo. Era questo che caratterizza particolarmente i ritratti, soprattutto femminili. Ricordiamo importante, attorno al 1483 a Milano, la Vergine delle Rocce, dove viene rappresentato un bellissimo ritratto di Angelo, il cui disegno preparatorio per Kenneth Clark viene considerato il più bel disegno che abbiamo al mondo, dove appare questa figura, questo volto di torsione che guarda un po' lo spettatore, mentre la sua mano indica un orizzonte lontano di speranza, di fiducia, di fede. Riguarda appunto il Redentore. Stiamo parlando della Vergine delle Rocce. Sempre a Milano, però più tardi, nel 1494, lui inizia il Cenacolo. Il Cenacolo, quella opera incredibile che porta milioni di visitatori a Milano, a Santa Maria delle Grazie, famosa anche per tutte le difficoltà tecniche che Leonardo ha trovato nella rappresentazione. Perché? Perché proprio essendo un pittore innovativo, lui ha cercato di mettere insieme la tecnica della tempera con la tecnica dell'olio. Il muro
trattandosi di affresco particolarmente umido di questo convento, ha fatto sì che la pittura non tenesse e lentamente è andata sbiadendo nel tempo, per cui sempre più difficili sono state le opere di restauro successive. Queste tecniche lui le ha sperimentate in modo diverso, anche in realtà fiorentine. Stiamo per esempio parlando della grande battaglia di Anghiari, del Palazzo Vecchio, dove anche qui ha voluto portare tecniche nuove, ma anche qui con questa tecnica sperimentata tra tempera e olio non ha avuto la possibilità di far sì che si essiccassero i colori, per cui si sono sciolti e anche qui l'opera è andata perduta. Quindi troviamo un personaggio che cerca continuamente nel suo modo di essere pittorico, cerca tecniche e soluzioni diverse da quelle che erano in uso in quei periodi. Questo vale anche per la sua ricerca dal punto di vista architettonico, dal punto di vista di tecniche di scienza, di strumenti nuovi, strumenti di battaglia. Pensiamo al primo carro armato, allo studio poi attorno al volo degli uccelli. Quindi uno sperimentatore continuo. Da Firenze poi passò a Roma, da Roma passò in Francia alla corte di Francesco I. Francesco I, che aveva capito l'intelletto, l'originalità, il talento di Leonardo, mise a disposizione addirittura un castello d'Amboise. Il castello dove attualmente è sepolto appunto Leonardo, che è morto nel 1519. Che cosa possiamo dire di Leonardo? Allora partiamo già dall'autoritratto che i telespettatori possono vedere, un autoritratto fatto a sanguigna, dove vengono impressi soprattutto gli occhi, il naso, un naso aquilino, una bocca piegata all'ingiù, una bocca quasi sofferente. Un ritratto sembra di un uomo particolarmente anziano. In realtà Leonardo, in questo autoritratto, aveva poco più di 60 anni. Allora, viene da pensare che lui abbia accentuato questo atteggiamento con questa barba fluente, questi capelli lunghi, proprio per dare il senso della saggezza. O forse viene da pensare che quest'uomo, proprio dopo aver sperimentato tutte le tecniche, essere entrato dappertutto, aver viaggiato molto, da Vinci a Firenze, da Firenze a Milano, da Milano a Venezia, da Firenze ancora poi a Roma e poi in Francia, fosse un uomo invecchiato appunto dalla sofferenza, dallo sforzo. Che cosa possiamo dire di lui? Vasari dice che Leonardo fosse una persona pacata, calma, controllata, una persona generosa, tanto che si dice, ha portato questo episodio, che quando andava nei mercati di Firenze e vedeva questi venditori di uccelli, li acquistava la gabbia e poi li faceva volare, affascinato appunto dal volo degli uccelli. Voleva la libertà, quindi anche per questo viene considerato una persona generosa, molto diverso rispetto alla parsimonia o alla forma addirittura di avarizia che aveva Michelangelo. Due caratteri molto diversi. Ma ora andiamo a cercare, a interpretare la sua scrittura. Tutti sapranno che la scrittura di Leonardo è una scrittura speculare. Che cosa vuol dire speculare? Vuol dire che Leonardo, a differenza degli altri, iniziava a scrivere da destra verso sinistra e quindi la lettura della sua scrittura poteva avvenire soltanto quando noi la osserviamo o la osservavano allo specchio. Il perché
di questa scrittura speculare. Ha interessato un po' tutti gli studiosi. C'è chi dice che questo vezzo è iniziato in gioventù, un po' per distinguersi dagli altri. C'è chi dice che era una forma di dislessia, quindi quasi una patologia. C'è chi invece sostiene che questo lo facesse per essere un po' più misterioso, per non farsi capire, per non far capire il contenuto. Io vorrei dare una interpretazione un po' diversa. Oso questo. Per me lo scrivente, quando mette i propri segni sulla carta, nero su bianco, inconsciamente occupa un certo spazio. Dal punto di vista simbolico, e questo lo sottolineava Pulver, grafologo svizzero, la sinistra corrisponde al passato, la destra corrisponde al futuro. Allora mi viene da pensare che se Leonardo ha scelto appunto la destra come margine per il suo scritto, mi viene da pensare che proprio perché poteva essere quella sua predisposizione alla ricerca, all'innovazione, quindi a qualcosa di nuovo. Era una spinta che lo portava a sperimentare tecniche nuove, pittoriche, ma anche strumenti. Pensiamo anche alla ricerca anatomica, al volo di uccelli, alla cura di tutti i particolari, cercando di andare a fondo dell'origine delle cose. Origine che poi noi troviamo nello spostarsi verso sinistra. Ma la sua idea principale era quella di trovare e di scoprire cose nuove. Che cosa dice poi Girolamo Moretti al riguardo, grande studioso di grafologia, l'inventore un po' di questa scienza che, come vi ho detto diverse volte, italiana? Che cosa dice di Leonardo da Vinci? Dice questo: l'intelligenza è quantitativamente superiore, qualitativamente assai equilibrata, perché la forza dell'intelligenza è molto superiore della forza del ragionamento. È un'intelligenza che si imposta nella calma della considerazione dell'esame. È un'intelligenza decisamente chiara. È un'intelligenza che non ha inciampi di sorta, ma procede decisa nell'austerità della sicurezza, quindi austera e solenne. Questo lo troviamo appunto nei segni, quindi non è che Girolamo Moretti dica questo soltanto perché la storia ha indicato questo nella figura di Leonardo, ma troviamo dei segni recise, cioè tagli ben dritti che dimostra la sicurezza, troviamo la fluidità dello scritto, una grande apertura di lettera che indica apertura mentale, una ricerca anche nella parte più istintiva di andare a fondo, per cui troviamo i tratti sotto il rigo molto segnati, molto incisi, con degli spostamenti da destra verso sinistra. La figura che noi possiamo immaginare guardando questa scrittura è sicuramente di una persona imperiosa, solenne appunto nell'incedere e anche nell'esprimersi. Per quanto riguarda il carattere, invece, definisce carattere del soggetto fondato su un temperamento profondamente e quasi in modo universale artistico, cui non difetta il concetto e non difetta la comunicativa. Perché? Perché il segno che Girolamo Moretti vede nell'arte, il diseguale metodico, è una caratteristica di questa scrittura. A ricci dell'ammanieramento, che troviamo sotto il rigo ma anche sopra il rigo, che sta a significare come fosse accurato, ammanierato ma in modo discreto e gentile, soprattutto nella parte pittorica. È molto forte, ha una fermezza singolare, ha la tendenza all'inflessibilità.
Con questo io vi lascio un po' a riflettere su quanto è stato detto, a riflettere anche quando avrete modo di vedere, e vi auguro, qualche opera di Leonardo da Vinci. Lascio tutti i radioascoltatori, i telespettatori, Renato Pasqualotti da Veneto Globe, che vi augura una buona giornata. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.